Parola adesso a Andrea Florian, coordinatore degli arbitri. Ripeto, stiamo dandoci un organigramma, a settembre daremo un altro tassello importante che è 20 anni che manca, li stiamo cercando di fare. Andrea c'è sempre stato, però abbiamo aggiunto Emanuele e aggiungeremo qualcun altro. La parola a Andrea Florian, perché sui regolamenti ci sono delle novità piccole ma molto importanti. Grazie della parola, buongiorno a tutti. Mi allaccio un po' all'ultima frase che è stata detto, che il palio sicuramente deve essere una festa e non una gara. E qua effettivamente vi dico che non è molto festa, ma è tanto gara alla domenica pomeriggio, ma è giusto che sia così. Allora, per quanto riguarda il regolamento, io dico ogni anno che non dovrei neanche più parlare, perché ormai è da tanto tempo che il regolamento è sempre lo stesso, ma ogni anno c'è sempre qualcosa da cambiare. Mi dispiace che Venturo non ci sia quest'anno, come gli altri anni, a rompere le scatole sul regolamento, ma ci pensa qualcun altro effettivamente. Comunque, a parte questo, noi quest'anno, visto la competitività delle squadre, visto fatti anche successi negli anni precedenti, abbiamo deciso che è una cosa importantissima che il tempo dei giochi a cronometro vengono presi al decimo di secondo. Per chi non lo sapeva, il tempo veniva preso, c'era questo margine di mezzo secondo e si andava in eccesso o in difetto. Questo ha comportato però che i millesimi sono diventati anche fondamentali. Ecco che abbiamo, diciamo così, accettato di mettere a regolamento la misurazione al decimo. Questo comporta una pressione maggiore nei miei collaboratori, comporta un'attenzione sempre più grande e comporta effettivamente anche, e ne assumiamo la responsabilità, forse qualche insulto in più rispetto ai contrarioli, però per carità, ormai ci siamo fatti le spalle grosse. Una cosa importante poi è un'attenzione alla fionda, lo dico con un po' di pizzico di rabbia perché l'anno scorso siamo stati messi in un video, giustamente, anche se secondo noi è stato un po' manipolato e vorrei anche andare un po' a fondo, un video dove non abbiamo giudicato molto bene il tiro della fionda, dove qualcuno non ha centrato, altri corpi metallici e non era il centro. Questo noi cercheremo quest'anno di migliorare il posizionamento nostro, miglioreremo poi l'imbottitura, il poligono di tiro, cercando sicuramente di giudicare nel miglior dei modi questa gara. Poi cosa dobbiamo dire? Niente, io auguro a tutte le contrade una maggiore, diciamo così, competitività sempre più pressante. Auguro che vinca il migliore e spero che giustamente noi lavoreremo poco, questo è quello che mi auguro, perché giustamente loro sono molto più bravi di noi a giudicarsi loro stessi. Io non so chi devo cedere la parola adesso. Un applauso Andrea Florian.